ci tenevo veramente a venire qui, ad essere qui, a conoscere questa parte d'Italia così bella. E ci tenevo soprattutto a conoscere questa associazione, che mi interessa molto, no? La vostra associazione, quello che voi fate. Ci tenevo a conoscere questo tipo di insegnanti. Ecco, Paolo Mocchi, i nomi non me li ricordo tutti, ma insomma, che ci hanno accolto, mi hanno accolto questa sera qui e che continuamente, ecco, mettono a disposizione ciò che sono, oltre che ciò che sanno. Io credo che questo sia un fatto importante, mettere a disposizione ciò che siamo. La scuola non è fatta di nozioni, la scuola è fatta di persone che mettono a disposizione ciò che sono, compresa la loro esperienza, la loro passione per la città, per la storia, per la cultura, per i giovani. Io credo che questa associazione sia il frutto, meglio la testimonianza della vostra passione. Io dico brevemente alcune cose iniziali, poi vengo alla domanda. I vescovi italiani, in un bel documento tra l'altro, ci hanno invitato ad iniziare questo decennio che ci sta dinanzi con la consapevolezza di dover affrontare una crisi educativa. Crisi educativa. La sfida è l'educazione. La crisi è una crisi un po' generalizzata, ci coinvolge tutti. Se si parla di sfida educativa, se ne parla perché i luoghi in cui si forma l'umanitas, la nostra umanità, sono in crisi. È in crisi la scuola, è in crisi la famiglia, è in crisi la Chiesa in alcuni aspetti, è in profonda crisi la politica, perché anche la politica è un luogo in cui si educa, ci si educa e si educa. Allora, queste sono occasioni importanti per comprendere, per capire che possiamo uscire da questa crisi. Crisi è una parola che deriva dal greco, krinein, significa discernimento. L'ipocrita, biblicamente parlando, è colui che sta iupocrino, al di sotto del discernimento. Quindi pensate a quanti ipocriti, no? Abitano il nostro quotidiano. Allora io, consentitemi di ringraziare profondamente questi insegnanti, questa associazione, tutti quanti voi che avete la pazienza di ascoltare, e consentitemi anche di dire, vi invidio un poco, perché anche noi vorremmo questi insegnanti e non sempre lo sappiamo, è così, purtroppo no. Quindi questa premessa per me è veramente necessaria, non l'ho fatta con il cuore perché sentivo, avendo consumato poc'anzi la cena con alcuni di voi, e avvertivo, percepivo la vostra passione. Questo è molto bello, molto bello. Max Weber diceva che le qualità del politico devono essere tre, lo diceva Max Weber, ma io non dico non solo del politico, anche dell'insegnante, anche, che ne so, del medico, anche del carabiniere, del sacerdote. La passione, nel senso di pati umani, patire per, e quindi compatire, essere in grado di compatire. Il senso di responsabilità, rispondere a, che questo è il grave problema, poi vengo alla tua domanda, no, della fraternità. È un problema antico questo, quando l'uomo inizia con il peccato di Caino. Dov'è tuo fratello? Ma sono forse io il custode di mio fratello? Zygmunt Bauman, uno dei più famosi sociologi attualmente viventi al mondo, inizia proprio da qui. La storia di un mondo, a descrivere la storia di un mondo globalizzato, Zygmunt Bauman, dentro la globalizzazione. Leggete questo testo perché ci aiuta a capire tante cose. Sono forse io il custode di mio fratello? Il senso di responsabilità. Noi siamo responsabili nei confronti di chi ci sta accanto, quindi del nostro prossimo, ma nei confronti delle generazioni future. Il senso di responsabilità e la lungimiranza. Ecco, iniziative come queste aprono un mondo straordinario, bellissimo, no? Ci danno la possibilità di andare oltre, di guardare oltre l'orizzonte che riusciamo a scorgere.
Allora la responsabilità inizia a farci comprendere, o meglio il tema della responsabilità, quando sia importante oggi il discorso sulla fraternità e sulla solidarietà. Un grande pensatore, Manuel Levinas, diceva una cosa molto importante: l'uomo contemporaneo deve essere disposto a superare alcuni limiti, alcune sfide che sono contemporanee, le viviamo ogni giorno. La sfida del diverso da noi, dell'altro, quindi della xenofobia, la paura che l'altro, il diverso da me, no? Continuamente mi provoca, perché semplicemente è diverso da me. Allora, questa paura, una di queste, poi l'altra è la violenza, evidentemente, no? Anche questo è un aspetto trattato molto bene da questo filosofo ebreo, tra l'altro, altrimenti che essere, un bellissimo testo di questo filosofo. Oltre alla violenza c'è proprio la diversità. Ecco, come si possono superare queste sfide che continuamente abitano la nostra quotidianità, il nostro vivere? Come si possono superare se non attraverso una società della fraternità, una società più fraterna? Cosa significa una società più fraterna? Beh, immediatamente dal punto di vista religioso consentitemelo, no? Consentitemi questo riferimento. Ma quando siamo fratelli? Vedete, le grandi rivoluzioni sono state fatte proprio in nome di questi valori che ancora oggi riteniamo assoluti: la libertà, la fraternità, l'uguaglianza. Ma quando siamo uguali, quando siamo liberi, siamo uguali, siamo liberi, quando siamo fratelli. E quando siamo fratelli, quando siamo figli, ci riconosciamo figli di un unico padre, al di là delle diversità di religione, di razza, di cultura. Ma ci riconosciamo figli di un unico padre? Siamo consapevoli che questo mondo che ci contiene tutti quanti è la nostra casa che dobbiamo condividere insieme? Quindi la fraternità diventa veramente fondamentale. Ieri, oggi, domani è la sfida decisiva. Fraternità significa innanzitutto ascolto, disponibilità ad ascoltare. Consentitemi qualche riferimento filosofico, ma è necessario. Feuerbach diceva: l'uomo è ciò che mangia, l'uomo è ciò che mangia. Parafrasando Feuerbach, penso di dirlo ancora di più ai giovani domani, speriamo, se Dio vuole. Io dico spesso, a mo' di ritornello, noi diventiamo quello che ascoltiamo, La nostra grave crisi culturale, sociale, è una crisi di ascolto, non siamo più abituati. Che sono state fatte, proposte sui giornali, credo anche nei notiziari radiofonici e televisivi, sia su scala locale che su scala nazionale. Don Ennio è uscito con questa espressione che io condenso, e chiedo scusa a Don Ennio, ma lui ha detto: guardate che io non sono però un eroe, non sono un prete antimafia, sono un sacerdote che interpreta quella che è l'azione normale, la dimensione profetica del sacerdote, che appunto annuncia e denuncia. Grazie per questa domanda, perché mi consente di ritornare su un aspetto che obiettivamente mi è caro. Mi è caro per ciò che sono ora, per il mio essere sacerdote, no? Per la mia identità. Io scrivo sui giornali, sono il cronista del quotidiano della Calabria, e quindi conosco bene l'ambiente mediatico, no? Che purtroppo in questi giornalistico, in questi ultimi tempi sta scadendo molto perché si cerca la notizia da vendere, e questo mi dispiace tantissimo. E paradossalmente un prete che riceve, un sacerdote che riceve
delle minacce così importanti, ma poi cercheremo di capire che non sono poi, sì, sono importanti, ma non fanno riferimento a alcuni livelli, insomma, dell''ndrangheta, perché questi errori alcuni livelli non abbiano mai fatti. L'errore di attirare non l'attenzione fino a questo punto, è chiaro. Io ho detto anche un'altra cosa, ho celebrato una messa per coloro che mi avevano, ecco, fatto questi gesti, che mi hanno fatto soffrire molto per ovvie ragioni, insomma, no? Ho celebrato una messa per loro, per la loro conversione, ma questo non è stato riportato. Grazie a Dio è stata riportata alle mie dichiarazioni quando dicevo no, io non sono e non voglio e non intendo essere considerato etichettato un prete antimafia. Non lo sono mai stato, non lo sono ora, non intendo esserlo, perché un prete non può essere anti nessuno. Un prete è per l'uomo, un prete è a servizio dell'uomo, un sacerdote è a servizio della nostra umanità, di quella umanità che deve fare i conti con la nostra fragilità, ecco, in tal senso l'errore dell'errante che è di tutti. Allora quando noi denunciamo il male che è dentro di noi e che si può esprimere in diversi modi. Dice Dio a Caino, scusate se mi riferisco sempre lì perché d'altronde lì inizia e termina, la storia è tutta lì, la storia di ieri, di oggi, di domani. Perché hai corrucciato il tuo volto? Dice Dio a Caino, prima di ammazzare il fratello. Il male è dentro di te, ma tu dominalo. Allora il sacerdote è al servizio dell'uomo perché deve continuamente ricordare questo, tra virgolette, peccato originale che comunque, nonostante il battesimo, rimane. Cioè il battesimo cancella il peccato originale, ma non la possibilità di peccare, che è insita nella nostra umanità ed è spesso frutto di una non compresa libertà, no? Continuamente dobbiamo fare i conti con questo. Allora quel male che noi vediamo fuori nel cuore del fratello è specchio di quello che noi abbiamo dentro, anche se si esprime in forme diverse a tal punto da farci gridare no, quello io non l'avrei mai fatto, non possiamo mai dire mai. Mai.